Ciao a tutti ragazzi, Ciao. amanti delle due ruote e benvenuti in un nuovo tutorial. Siamo di nuovo qui oggi con Bomberman 056, ovvero Marco, e la sua Z750R che ne ha sempre una, ma va bene così ci permette di fare sempre video nuovi. Adesso mi ammazza. Ovviamente sto scherzando, la moto è perfetta, impeccabile, solo che Nel momento dell'estrazione della moto dal garage ho accidentalmente urtato la parte sinistra della moto, la leva di sinistra infatti è sbeccata. In questo video andremo a sostituire entrambe le leve con delle leve in alluminio, regolabili in lunghezza ed estensione e con il logo personalizzato Kawasaki. perfetto, andiamo al tutorial. Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my different moods? I know I drive you mad when I hit you with Cominciamo con l'allentare un pochino il cavo della frizione. Dobbiamo girare in senso antiorario in questo modo. Una volta che abbiamo allentato un po' il cavo della frizione, ci armiamo di una chiave da 10 e ci spostiamo al di sotto della leva dove c'è questo bullone da smontare completamente. Don't wait up, Don't be afraid of big things, yeah. You'll survive, it's just one night. Don't wait up. Una volta allentato il bullone sottostante, cerchiamo di svitare questa vite sopra al supporto della leva. Got all dressed up for you, but you seem so occupied. Maybe space is all. Una volta estratta la vite, allineiamo questa rondella con questa parte qui. Ed estraiamo il cavo. Arrivati a questo punto dobbiamo allentare queste due viti che fanno parte del supporto della leva. E in questo modo favoriamo l'estrazione della leva. Dunque, arrivati a questo punto, installiamo la nuova leva. In questo caso procediamo in questo modo: mettiamo all'interno il cavo, lo alloggiamo nel suo supporto e alloggiamo il filo all'interno della feritoia. Dopo aver ingrassato il perno e la vite, inseriamo all'interno del supporto incastriamo e avvitiamo il bullone al di sotto. Ora stringiamo il dado, mi raccomando non chiudetelo alla morte. Let your mind think it's someone else, someone else. I need to. Rimettiamo in posizione il supporto chiudendo queste due viti.
arrivati a questo punto non ci resta che rigirare la rondella in senso orario per registrare il tiraggio della frizione. Procediamo con la leva del freno. Per estrarla basta solamente questo cacciavite a taglio e questa chiave da 10. C'è un perno qui sotto e andiamo ad allentarlo. Non ci resta che svitare questa vite. First I kiss you, then I get mad at you, 'cause I wish I'd be happy without you. If I did you, then maybe you understand. E il gioco è fatto. Prendiamo la leva nuova, la inseriamo sull'alloggiamento originale, inseriamo la vite ingrassata e avvitiamo. Non ci resta che applicare nella parte sottostante alla vite il dado che andrà poi a serrare il tutto. Un giro di chiave, cacciavite in posizione, sì, ecco, come avete potuto vedere abbiamo avuto un piccolo inconveniente con la leva del freno. Infatti ho appena fatto reso delle leve perché credevo che tutte le versioni R montassero una pompa freno radiale, ma evidentemente mi sbagliavo. Oppure erano leve universali con il logo messo a caso, cosa molto plausibile. Fatto sta che erano leve per pompa assiale, sicché non compatibili con la mia moto. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questo dettaglio quando non acquistate le leve originali. A parte questo, la procedura di sostituzione rimane tale e quale, invariata e corretta. Bene, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se così fosse, o se avete altre domande, scrivetecelo nei commenti. Come sempre in descrizione i link delle pagine social. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!